35 anni, questa è la lunghissima attesa che ha separato l'Enna dal campionato di Serie D. I gialloverdi bagnano il loro esordio in campionato sul campo del Castrum Favara. Allo stadio Brucoleri va in scena la sfida tra le due squadre già contrapposte nel primo turno di Coppa Italia. 7 giorni fa fu proprio l'Enna a imporsi di misura grazie alla rete di Cicirello. Formazione del Castrum Favara: Scuffia, Cannino, Mirabelli, Vaccaro, Camilleri, Demin, Baglione, Mudasiru, Scalia, avanzato Romero. Risponde l'Enna: Simeoli, Calombola, Menta, Ambagliè, Sena, Moreso, Timmoneri, Rotella, Cristiano, Cicirello, Barile. Tutto pronto allora per il fischio del primo tempo al Brucoleri. La prima chance offensiva arriva dopo 3 minuti di gioco. Padroni di casa che ci provano con il pallone che dalla destra viene messo in area di rigore. Romero riesce a trovare spazio per la conclusione, calcia male però il portiere c'è. Minuto 6, l'Enna, lancio lungo stavolta in zona barrile, dal vertice sterza, salta l'avversario secco, mira il primo palo e lo prende in pieno. Sfortunati i gialloverdi, potevano essere già in vantaggio al 6° minuto. Bella giocata quella di Barile, ma il pallone finisce sul palo. Dall'altra parte invece è traversa, perché la punizione di Baglione viene deviata da Simeoli sul legno. Bravissimo l'estremo difensore dell'Enna sul secondo tentativo operato da Scalia. Minuto 38, l'episodio che può cambiare la partita. Arriva un rosso diretto per questo intervento a gamba tesa di Cannino su Cicirello. Il direttore di gara è lì vicino e indica subito il fallo, indica subito il cartellino rosso. Questo il nostro replay a far luce sull'accaduto, mentre al 45esimo il cross è per avanzato che mette alto di testa. Si resta sullo 0-0. L'Enna però il vantaggio numerico può sfruttarlo e cerca subito con un cambio di aumentare il peso offensivo dentro l'uscia per Rotella. Al 55esimo João Pedro per Timmoneri. L'Enna che però si trova davanti anche Scuffia. Doppio intervento strepitoso, prima sul tentativo di Barile, poi su quello di Luscia. Minuto 62, conclusione di Demin, il collega risponde presente. 63esimo entra Aldair, esce Cristiano. Al 77esimo bamba per Cicirello, per l'88esimo Barile grossa per João Pedro, ma Scuffia fa il miracolo togliendo letteralmente il pallone dalla porta. Enna che poteva trovare già in questo esordio i primi 3 punti nel campionato di Serie D, ma che deve accontentarsi di questo 0-0. Finisce infatti così a Brucoleri. Amici di Wisport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.